La neve non ferma i controlli anche sull'altopiano di Asiago. In queste ore la polizia locale con la protezione civile sono impegnate a verificare che vengano rispettate le prescrizioni del decreto del governo e in particolare, come in altre località montane, i controlli sono estesi all'eventuale riapertura delle seconde case, come ci spiegano i primi cittadini di Roana e di Gaglio. Siamo all'ingresso dell'altopiano di Asiago, sotto la neve, assieme alle forze dell'ordine che stanno facendo i posti di blocco alla protezione civile. Un grazie di cuore da parte di tutti i sindaci dell'altopiano per il servizio che stanno facendo, un servizio importante di controllo, di stretto controllo come abbiamo imposto noi sindaci. C'è la necessità che ci sia una grossa risposta da parte di tutto il territorio e per questo ringrazio anche tutti i cittadini del comune e dei comuni che si stanno impegnando al massimo. Grazie anche a tutto il personale ospedaliero, medici, infermieri e tutte le persone che sono impegnate in prima linea. Grazie di cuore. Mi associo anch'io al collega sindaco di Roana per ringraziare tutti coloro che si sono attivati e che sono già attivati in questo momento. Io vorrei riprendere invece il discorso delle seconde case dei turisti. State a casa, rimanete a casa vostra, nella vostra residenza. Da oggi pomeriggio scattano anche i controlli perentori casa per casa per chi ha scelto di salire sull'altopiano in maniera furba per cercare in qualche modo di farsi gli affari suoi. Quindi colpiremo e andremo a cercare uno per uno. Restate a casa, rispettate l'altopiano perché anche il nostro ospedale è un ospedale tarato su questa cittadinanza e non può e non potrà assorbire ulteriori malati oltre la nostra cittadinanza. Quindi pensate anche a questo prima di salire o prima di andarvene. Se ami la montagna, resta a casa. Resta a casa.